Perfetto. Mettiamo la storia pure. Ed eccoci qui. Allora, apriamo qua i commenti. Ciao padre Pioli, però non mi puoi fa qua gara primo. Dio mio, vi prego. Te prego. Ciao S Diamond. Ciao Gabriele, come va? Come può andare? Come può andare? Assolutamente benissimo. Ciao Eric, secondo, vabbè. Morro Galino ce lo dovete fare voi, Riccardo. Dico Giannis, rimane comunque una pippa. Rimane comunque una pippa. Ciao Mauro. Ciao Mario, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Il giorno dopo ancora si gode, il giorno dopo ancora si gode. Mamma mia. Fantastico, ieri è stato veramente fantastico. Come aceto, padre Pioli? È forte come aceto. Dimmi. Napoli-Cagliari 1-2, segnatevelo, ecco. Eccola. Ciao Christian, non solo tu Christian. Sapevi che Godimento è il padrino della figlia di Griezmann? Che vuol dire? I romanisti non vincono più, ma vabbè, ma mo stanno concentrati sulla finale, sulla semifinale Europa League. Se ci salviamo compri la maglia di Lico e le chiedi, ma non sei il primo che me lo sta chiedendo, non lo farò mai. Io non spendo i soldi per quella maglia, cioè non stiamo scherzando. Mai e poi mai. Temevo doppietta di Fazio, anch'io, specialmente sul calcio d'angolo all'ultimo. Ciao Albe, un bacione. Poi Fazio a quanto pare contro di noi deve segnare, proprio a prescindere. Quindi tanta paura. Beh, adesso il Benevento... Il Benevento è mischiato in pieno. Già lo era prima. Volevo dire Godin. Ah, Godin è il padrino della figlia di Griezmann. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Non lo sapevo nella maniera più totale. La mia squadra ha messo gli occhi sul vostro bomber. Su Joao? Ieri prima di Cagliari Roma ho detto a merde. È passato alla storia quell'urlo. Ciao Marco, un bacione. Ho visto che ieri sei passato pure su Salotto. Grazie mille, un bacione. Che gollettino quello di Marin, bel gol. Ma sono stati tutti e tre bei gol. Decidi tu, Miro, De Iola o Cherry? La terza opzione. Ciao Cancarla. No, io, cioè, se devo prendere la maglia del Cagliari, devo prendere qualcuno che mi piace. De Iola o Cherry. O Ligo Giannis, peggio mi sento. Secondo me Vicario è leggermente più forte di Cragno. Ma io sento tutti che dicono che Cragno è più forte cioè che Vicario è più forte di Cragno, ma sinceramente non capisco sotto quale aspetto, perché per carità, ottimo prospetto, parliamoci chiaro, stiamo parlando di un portiere che può crescere veramente molto molto bene, ma sbaglia un botto dei posizionamenti, perché ne sbaglia un botto,
Contro la Roma ci ha detto quello che per 2 volte non ha fatto la paperata perché l'ha bloccata in 2 tempi e non è la prima volta che succede. Sinceramente di che è più forte De Cragno al momento attuale mi sembra un'eresia, però secondo me mio giudizio per carità, però mi pare assurdo. Mi pare veramente assurdo dire al momento attuale che Vicario è più forte di Cragno. Ciao Manu, un bacione, tutto a posto te? Ciao The Keeper, senza Pereiro e Sottile a Napoli un Lisandro Tramoni li farebbe sudare all'inferno. Lisandro sì, il fratello un po' meno. Il fratello un po' meno. Ciao Roberto, un portiere non si può giocare in 2 partite, la qualità più grande di un portiere è la costanza, assolutamente. Assolutamente. Ti sei trasferito grande. Mi ricordo un mese fa dove ti ho detto che se Cranio va via chi prenderesti al tuo posto. Tu Vicario va bene, assolutamente. Vicario va più che bene, però al momento attuale dire che è più forte di Cragno è assurdo, secondo me. A Vicario gli dobbiamo dare il merito di quella parata su Miaila sul 3-3. Tanto non lo so che cazzo ha combinato. Se anche solo l'avesse respinta e non trattenuta, probabilmente non ci sarebbe stato il 4-3. In ogni caso è molto promettente. Quello sì, ma nessuno nega il contrario, cioè nessuno dice il contrario. Se ci salviamo, la mia prima richiesta per il Cagliari dell'anno prossimo è che ci restituiscano le maniche della maglietta. Le maniche bianche sono orribili. Invece a me piacciono da morire. A me piacciono da morire, invece. Ciao Miro, è scritto adesso. Ti ringrazio Giacomo, ti ringrazio. Vicario è un ottimo portiere, ma Cragno e Cragno, i tifosi fanno sempre così. Era più forte di Cragno anche Olsen, anche lui è ottimo portiere, ma non come Cragno. No, ma per carità, poi è pure questione dei gusti, eh. Però al momento attuale dire che Vicario è più forte di Cragno, boh. Ciao Giorgio, un bacione. Secondo me non è più forte di Alessio Cragno, però se dovesse partire credo che Vicario possa essere un buon sostituto e su questo penso che siamo d'accordo tutti. Leggi il messaggio che ho scritto, non ce la faccio perché arrivano tutti di fila e non ce la faccio andarmene a recuperare, quindi se gentilmente me lo puoi riscrivere. Stasera Miro dobbiamo rifare Napoli sperando che non ce ne facciano troppi domenica. Io mi sono rotto il cazzo di rifare le altre squadre, ve lo dico sinceramente. Come va a finire, come va a finire, va a finire. L'importante è che poi noi allunghiamo sul Benevento. Ciao Bazuzu. Ciao Jack Jack. Ma sul 3-3 ha mancato un'uscita e Godin ci ha messo una pezza. Ma ha fatto qualche. Ma c'è stato pure qualche errore di posizionamento. Adesso non mi ricordo precisamente in quale partita. È ancora grezzo. Per questo io dico che attualmente dire che Vicario è più forte di Cragno mi lascia un po' così. Però, ripeto, stiamo parlando comunque di un portiere che ha dei margini di crescita esponenziali. Su quello non ci piove proprio. Marin diventerà forte e ce lo porteranno via, purtroppo. Marin è forte, cioè se lo metti nella posizione in cui può fare bene, ovvero da mezzala, rende bene Marin. Nedes è arrivato un anno e mezzo e lotta come se ci giocasse da 20 anni. Spero che rimanga a vita. Anch'io, anch'io. Buon pomeriggio. Ciao Manuel. Sono contento anch'io, ovviamente. Io che, ti- io che tifo Napoli non esiste proprio. Tu che tifi Napoli, che c'entra? Tanto, Alessandro, tanto, tanto. Anche la terza maglia gialla è orribile. Niente, vabbè, è andata così, dai. Hai decontestualizzato, era sull'in...
Era su l'inizio, concordo. Non ho capito De Keeper. Attenzione, Nandez sta ancora correndo. Beh, questo devo leggere. Ciao Matte. Marina assolutamente da tenere, sì. Se continua così, assolutamente sì. Facciamo uno scambio Joao Pedro per Caicedo, ma anche no. Anche no. Mi togli una curiosità, ma solo a me Marin sembra la fotocopia di Rog, che è un segno non buono di più. Due giocatori completamente diversi. Secondo me sono due giocatori completamente diversi. Ciao Dreamcatcher. Io stasera tifo Napoli perché Mertens e Osimhen al Fanta. Ci sta, io per esempio quest'anno è l'ultimo anno che faccio di fantacalcio perché mi sono rotto le palle. Abbiamo gusti diversi. Un'altra cosa, tu ti priveresti di Godin per l'anno prossimo? Io sì, la difesa va studiata per bene. Assolutamente sì. Cioè, se devo pagare 3 milioni all'anno un difensore centrale che gioca così, preferisco spenderne mezzo se devo avere un giocatore che abbia lo stesso rendimento. Perché poco conta il nome che porta dietro, dietro sulle spalle. Cioè, a proposito, Rog quando rientra? Rog ha finito la stagione, penso rientrerà l'anno prossimo. Qualcuno in chat che tifa il Cagliari e abita a Roma? Eccomi. Ciao Frederic. Io tifo Napoli oggi perché c'è il Toro. Io sinceramente, chiaro che spero che il Napoli vinca, però qualora non accadesse non mi dispererei, ecco. Chi prenderesti delle altre pericolanti? Due per rosa. Dal Crotone, Messias e Simi. Oppure Simi e Petriccione. Dal Parma, sinceramente non c'è un giocatore al momento attuale del Parma che mi piaccia. Ti direi Gervinho, ma lascerebbe un po' il tempo che trova, non è più il Gervinho di anni fa. Boh, non ce n'è nessuno che mi colpisca in particolare. E Rugani come la mettiamo? Io lo terrei. Dipende se si rimane in Serie A, sì. Ma quella cosa che ti era stata data da Giovanni e dicevi di non voler spoilerare, poi l'hai mostrata? Ovviamente no. Ovviamente no. Io mi hai lei del Parma. A me non mi ha colpito particolarmente. Quando si tornerà allo stadio mi piacerebbe incontrarci per andare a vedere la partita insieme. Sarebbe un piacere, Marco. Sarebbe un piacere se qualcuno di voi si farà la trasferta a Roma, più che volentieri. Vedere un romano che tifa Cagliari mi fa sorridere troppo. In che senso? Cioè, nel senso positivo o era una presa per culo? Io dico attualmente il Cagliari ha tutte le potenzialità per strappare un pareggio con Napoli che andrebbe più che bene. A noi sì, ma a loro no. Ciao Francesco. I rumeni del Parma sono devastanti. Dal Torino il play Mandragora gli ha dato molto. A me Mandragora non fa impazzire. Perdono con le altre e fanno finta di niente. Con noi sembra che si ammazzano. Ma nemmeno tanto. Nemmeno tanto, eh. Mihaila e Mann sono forti del Parma. Sì, però non mi hanno convinto a me. Già un Kuška, un Kurtic già va meglio, però magari per ricoprire il posto, il buco di Nainggolan. Quando torniamo a bestemmiare su Rocket League, tu l'altro giorno mi hai invitato la notte che stava a fare il Pro Club e non potevo quittare. Poi ieri mi ha invitato mezz'ora prima che cominciasse la partita, è chiaro che non posso entrare. Stasera in live c'è GTA su Twitch, quindi ti posso dire indicativamente domani sera, dopo mezzanotte, che domani sera su Twitch c'è Rocket, quindi per quell'ora se ci stai si gioca a Rocket. Ah, sono contento che sei contento col Serie A.
Sì, Francesco, per me era un derby. Per me era assolutamente un derby. Sentito come poche partite al mondo. Il Crotone un ass, pensa che lo avevamo noi. Ragazzi, discorso un ass io già l'ho spiegato. Non abbiamo nulla da recriminare su un ass. Ma proprio zero. Ma solo io riproverei il modulo di ieri con Marina al posto di Nangolan. Perché no? Faccio dirette su Twitch di Rocket. Ero convinto che vincesse il Cagliari con la Roma. L'anno scorso beccai il pareggio 1-1 con la Roma e mi fece vincere 110 euro. Minchia, buono. Buono. Molto molto buono. Posso avere la tua amicizia su Rocket League sonoro? Certo, se c'hai il PSN o se usi Steam, quel coso di Epic, il launcher di Epic, dimmelo. Ti aggiungo volentieri. Simi è tanto, costerà, ma Messias anche se già maturo è un buon elemento, confermerei Sottile, anch'io confermerei Sottile. Padre Pioli, non mi puoi chiedere ogni 2 secondi di leggere il messaggio, ne ricevo un botto tutti insieme, io leggo quelli che mi compaiono, non ce la faccio andare avanti. Non mi puoi chiedere. Se vedi che non lo leggo, riscrivi. Perché se no, se mi devo mettere a andare a cercare i messaggi, non gliela faccio. Sottile lo terresti? Assolutamente. Volevo dire Nangolan al posto di Marin. Se è mezzala, sì. Acquisto prossima stagione è il primo che farei io. Dipende da che posizione siamo in classifica. Intanto Gueric mo ti aggiungo. A parte che io mi ricordavo Davettece tra gli amici. Però vabbè. Adesso ti aggiungo subito. Gueric trattino basso. Ecco, BTV. Aggiunto. Ma Sottile è scomparso? Ma Sottile perché è scomparso? Vallo a sapere. Con Napoli sarà dura, ma col Benevento Fiorentina non si può salvare. In che senso? Serve un mediano, un play. Vero? Il Torino difficilmente vincerà a Lazio, contro la Lazio e contro il Napoli. Speriamo. A Napoli partirei con Cerri e Simeone, solo per Pau e Joao al massimo gli ultimi 40 minuti, sarò pazzo. Ma io dopo la partita di ieri so già che non voglio vedere più Paoletti e Simeone insieme. Ti risaluta Samuel che gode come un maiale. Mandagli un bacione a Samuel, Numa. Incredibile la duttilità tattica di Pedro, giocatore fondamentale, avanti così. Assolutamente, assolutamente, mano. Ci racconti il tuo percorso di YouTube? Da quando hai iniziato con i videogiochi alla trasformazione del canale di... Ma non ho... Cioè, ho cominciato anni e anni fa con i videogiochi. Anni e anni fa. Allora, ragazzi, per chi mi chiede di aggiungerlo sulla Play, vi lascio il mio ID PSN, mi aggiungete voi, perché se no io non ce la faccio a gestire una live e ad aggiungervi. Quindi io vi lascio lì il coso, il nick, e voi mi aggiungete. Almeno. Allora, ragazzi, prima di pensare al mercato cerchiamo di ottenere la salvezza, assolutamente. Visto che mancano ancora 5 partite, poi si vedrà chi merita di essere confermato o riscattato. Assolutamente. Assolutamente. Siete forti su Rocket? Assolutamente no. Io sono una pippa immane. Oh, guarda questo che carino che ha scritto Cagliari in merda. Cucciolino. Tra l'altro rosso-nero. Quindi sei pure milanista. Sei frustrato, eh? Sei molto frustrato. Anche in caso di salvezza, pensi che d'estate sia Nandes che Cragno vadano via e riprenderesti Nainggolan? Oddio.
Secondo me una cessione illustre ci sarà. Non so di chi, ma ci sarà. Secondo me il più probabile che parta è Cragno. Quello più votato alla partenza, secondo me. Miro, vuoi capire se Simeone è un tifoso non pagante? A quanto pare sì. A quanto pare sì. Marin mi ricorda O'Neill. Io O'Neill purtroppo non l'ho visto, quindi... Ciao Miro, grande e forza Cagliari. Ciao Roberto, con la vittoria con la Roma per te vale doppio, assolutamente. Che bella partita. Stiamo ancora godendo, assolutamente Roberto. Io ancora di più poi. Buon pomeriggio Giorgio. Sei stato uno dei precursori degli youtuber italiani con i videogiochi. Non ci hai creduto abbastanza, forse sei stato lungimirante nel credere in quel settore. Poi perché hai mollato? Ho mollato il mondo dei gaming per il semplice fatto che, prima di tutto, mi resi conto che non avevo la testa e la maturità per fare video su YouTube. E poi perché non avevo materiale. Nel senso, avevo una PlayStation 3, sì, quello sì, avevo una console, ma non avevo schede di acquisizione, non avevo un PC che mi permettesse di editare e cose simili, quindi decisi di accantonare quel mondo e di aspettare. Comunque io di videogiochi non è che sia esperto. Sono tornato qui su YouTube per parlare di una cosa in cui posso dire la mia e essere convinto di quello che dico. Secondo voi Semplici sarà confermato in caso di salvezza? Penso di sì, penso di sì. Se ci salviamo vicario titolare l'anno prossimo? Assolutamente sì. Sottile infortunato durante la conferenza stampa hanno chiesto a Semplici come stava, il mister ha detto spera di recuperarlo, ma una data non l'ha fissata. Il che è assurdo visto che qualche partita fa era convocato. Però va bene. Se dovessi scegliere una squadra che retrocede al posto del Cagliari tra le pretendenti, quali preferiresti scendessero in B? Ma tu intendi... ma cioè, tu intendi tra quelle che stanno ancora lottando o tre in generale? Cioè, perché se no te ne devo dire una, perché Parma e Crotone probabilmente scenderanno. No, non sono frustrato, ma non sopporto il Cagliari. E poi di che devo essere frustrato siete sotto. E beh, che cazzo vuoi da me, scusa, eh? Che cazzo vuoi da me? La partita più importante della stagione contro il Benevento, assolutamente, assolutamente. Semplici quinquennale, addirittura. Marino è bravo, ma non può essere paragonato a un Hill che era un genio. Poteva essere uno dei più grandi del suo tempo. Purtroppo le dipendenze fanno anche questo. Grazie per la tua risposta. L'importante è che sei consapevole del fatto che avevi anticipato tutti gli altri nel gaming. C'è gente come me che lo ricorda, non preoccuparti. Comunque complimenti. Ti ringrazio, ti ringrazio. Ma non credo di aver anticipato nessuno. Non penso, dai. Non credo assolutamente di aver anticipato nessuno. Veramente. Aspettate un attimo, intanto vi continuo a leggere. Tra Benevento, Fiorentina, Torino e Spezia. Se devo sperare che retroceda qualcuno, una tra Spezia e Torino e Benevento. La Fiorentina, devo dire, mi dispiacerebbe, però un po' gli starebbe bene, eh. Parliamo se chiaro. Secondo te Spezia e Fiorentina, una 33 e l'altra 34 sono tranquillo o rischiano pure loro? Sono decisamente a rischio anche loro. Io considero a rischio tutte quelle squadre che si trovano in un range di 9 punti dal Cagliari. Io citerei volentieri Cragno, Clavan, Simeone, Godin, De Iola, Cepitelli, Sottil, Cerri, Licogiannis, riscatterei Rugani e Raja. Raja non lo puoi riscattare. E comprerei difensori centrocampisti ed un attaccante forte.
Vedremo cosa farà il Cagliari. Intanto, scusate, metto un attimo il muto. Ok, eccomi. Madonna. Se vedete è che qua c'ho avuto il raffreddore, quindi c'ho tutta la pelle secca. Qua mi sta da un fastidio. Giuro non mi sto scaccolando. Il prossimo anno, sempre che rimanete in Serie A, ti piacerebbe lottare per la Conference League. Sarebbe bello lottare per un qualcosa che non sia la salvezza. Ho giocato il vostro ribaltone col Parma sull'1-3, ho risultato come se la tifassi al gol di Cerri. Grande, grande. Ma sei Leonardo? L'Empoli non si discute si ama? Sei Leonardo? Madonna, ma quanti commenti sto indietro? Devo recuperare. Possiamo salvarci prima dell'ultima? Assolutamente sì. Io stai in live con FIFA, benissimo. Pereiro ha ampi margini di crescita e anche ampi margini di positività, in tutto e per tutto. Più gioca Marin e più sembra il Nangolan di Roma. Attenzione con i paragoni. Io spero proprio la Fiorentina. Ci sta. Alla fine sei uno dei primi youtuber che ha portato il gaming su YouTube. Dovessi essere orgoglioso di questo, ma sinceramente non mi sento orgoglioso. Lo avrebbe fatto chiunque, credetemi. Pronostico per le partite di oggi, meglio che me sto zitto. Quest'anno la salvezza è più competitiva del solito, ce la siamo rovinata noi da soli. Da 1 a Ligo Giannis, quanto sei contento Ligo Giannis? L'Udinese ha schiantato il Benevento in casa, noi abbiamo vinto, anche se di misura. Qualcosa vorrà dire? Vuol dire tanto, assolutamente. Il Chieri è una bella squadra quest'anno. A cosa imputi le colpe per questa stagione fallimentare? Stiamo cercando di capirlo tutti, veramente. Io vedevo che stavi a cazzotti, che facevi a cazzotti col muro, ma perché? Perché dall'altra parte c'è mio zio. E quando segna il Cagliari o vince, abbiamo l'abitudine di tirare cazzotti sul muro per far capire all'altro che siamo felici e stiamo godendo. Questa è un'abitudine che abbiamo da tempo. Forse chiede troppo, ma io vorrei arrivare all'ultima giornata con il discorso mezzo chiuso in positivo e in negativo, altrimenti penso di morire di infarto. Non solo tu. Perché Raja non si può riscattare perché è in prestito secco dall'Inter. Per la prossima stagione ci vorranno giovani della primavera da scoprire, sperando che non li mandino tutti in prestito all'Olbia. Pereiro titolare al posto di Simeone al fianco di Pau, Joao dietro di loro. Pereiro è positivo, non può giocare. Semplice un accordo di rinnovo in caso di salvezza. Questo non lo sapevo, però sapevo che sarebbe rimasto anche in caso di retrocessione. Intanto mi sta una cosa alla lingua a furia di andare veloce. Ti seguo su Twitch. Grazie mille Marco. Leo, tra l'altro io ti ho visto nella live di Antonio, ti ho visto in live per la prima volta, non sapevo nemmeno che faccia avevi e ti ho visto che in quella live avevi problemi, non mi ricordo col collegamento probabilmente e quindi se hai fatto la videochiamata su WhatsApp col tifoso della Salernitana. Mi ricordo di aver visto quella live. Spero di chiudere il discorso Serie A sta settimana con 6 punti. Voi continuate così che ce la fate. Speriamo di rivedere un Empoli-Cagliari. Sperando che non finisca come 2 anni fa alla prima giornata, perché sarebbe un po' brutto per noi. Milan-Lazio come la vedi? Con la TV. All'ultima giornata c'è Torino-Benevento. Intravedo un bel biscotto in caso di situazione semi-positiva per entrambe. Probabilmente. Probabilmente. Meritano la riconferma a centrocampo Marino e Nandez, ma secondo me l'hanno sempre meritata. Nei momenti bui è stata buia tutta la squadra, loro inclusi. Quindi ci sta alla fine dargli la riconferma. Ciao Antonio, argomento di tutto e di più Antonio, di tutto e di più. Portami un po' d'acqua, ce l'ho qua, solo che per recuperare i commenti e per rispondere a tutti mi sa cavalla la lingua. Empoli li aspettiamo in A, assolutamente. Cambieresti mai squadra? Ovviamente no. Me lo ricordo infatti, Leo, me lo ricordo. Comunque se siamo ancora vivi il merito è di Cerri. Albertone Cerri proletario. Assolutamente.
Qualche tifoso della Roma, sdegnato per aver perso con una piccola, non ha capito che questo Cagliari ha avuto una stagione fallimentare per il budget speso, altro che piccola come dicevano loro. Dipende. Io sinceramente ancora lo devo capire il motivo per cui è successo tutto questo. Cagliari secondo me va in B e vedremo, Francesco. Tutto può essere. Simi lo compreresti a occhi chiusi. A occhi chiusi. Che ne pensi di Simeone, scarso o forte? Simeone io lo preferisco molto molto di più a Pavoletti, però è un dato di fatto che non stia minimamente rendendo. È in una fase calante che dura veramente da troppo. Il gol contro la Juve è stato un excursus, proprio una tantum. Non va bene così. Così non va decisamente bene. Confermeresti Cherry? Cazzo. Sì, assolutamente. Servirebbe Simi, secondo me. Sarebbe tanta roba, Simi. Nainggolan, Marin, Rog, Nandez, Duncan, bel centrocampo per il futuro. Duncan, anche no. A me personalmente non sta minimamente piacendo Duncan. Il resto, assolutamente. Sono un Monaco guerriero. Ok. Il discorso su Marin e Nandez è fondamentale. Rog non potrà fare una stagione al top, va prestato. Io lo terrei comunque. Io lo terrei comunque. Duncan assolutamente secondo me ha fallito al Cagliari. Hashtag cerrismo. Assolutamente. Tra l'altro intanto accetto una richiesta d'amicizia che mi è arrivata qua sulla Play. Aggiunge gli amici. Cragno della Juve, come reagisti? Come reagiresti? Sinceramente io non ce l'ho mai avuto storia verso la Juve, quindi non mi farebbe né caldo né freddo. Confermeresti Nainggolan se si può riscattare? Non si può riscattare Nainggolan perché è in prestito secco dall'Inter. Quindi non si può riscattare. A 2 km orari i suoi contropiedi, Giorgio. Il contropiede di Duncan è a 2 km orari, forse 2,1 quando proprio si dopa. Nandez sta ancora correndo da ieri, vabbè, ma regà, Nandez ha fatto dello sprint e della corsa il suo marchio di fabbrica. Cherry inizialmente sembrava essere un nuovo Rarrivei, che sorpresa invece. Non so quale sia un insulto per l'altro. Cioè, se a Cherry sarebbe un insulto dire che è un nuovo Rarrivei, o all'Arrivei dire che è simile a Cherry. Non lo so. Couta assolutamente il futuro. Io voglio il tuo parere dopo la bella vittoria sulla Roma. Ora ci credi alla salvezza? No, ancora non ci credo. Non ci credo perché è ancora tutto da decidere. All'ultima giornata vedremo. Per adesso non voglio crederci, mettiamola così. Ma tu e Dear Matt siete amici? Certo, assolutamente. Noi tutti della Casteldo Screw siamo amici. Non ci sentiamo più come prima, quello è vero, ma siamo tutti amici, assolutamente. Quando rischia di perdere la palla in mezzo a mezza squadra avversaria nella nostra metà campo. Vabbè. È il meno quello. Compreresti Bonaventura? Molto duttile, perché no? Vicario meglio di Cragno? No. Acqua fresca Prime o Madri Prime? Raja non si può riscattare, ma è palese che per 15 te lo mollano. Io comunque non li spenderei per un 33enne, specialmente se continua a giocare come stava giocando. Farai la live reaction della partita, ma non una live, ma solo il video dove reagisci alla partita, che ne dici? Vedremo, Christian, vedremo. Ricordiamoci di aver avuto un certo Samuele Longo, non c'è l'Arrivei o Cherry che tengano. Touché, touché, effettivamente è vero. Anche se a quanto pare era il nuovo rombo di tuono. Cherry non fa nulla per tutto il campionato, ma fa gol decisivi. Un Caicedo più scarso. Più o meno, sì. Più o meno sì, Francesco. Poi tutti sul finale, tutti sul 4-3. Tra l'altro Cherry fece pure il gol del 3-0 della promozione contro il Bari. Quindi
Ne spenderei più volentieri 25 per De Paul, ma temo che 25 non bastino per De Paul, The Keeper. Cosa ne pensi di Pavolletti? Allora, di Pavolletti penso che... No, vabbè, dai, a parte gli scherzi. Pavolletti a me non è mai piaciuto. Mai piaciuto e mai mi piacerà. Ma tutta la tua famiglia ti fa Cagliari? Yes. Tranne quelli acquisiti, sì. Tipo c'ho la moglie di mio cugino che tifa Roma, c'ho mia zia che è juventina, mia cugina che è juventina. Alla fine Cherry da quanti anni lo abbiamo? 2 anni. È tornato da 2 anni. 2 o 3 anni che è tornato, poi ce l'abbiamo avuto l'anno della B, però poi lui dopo l'anno nostro della B, se non mi sbaglio, era andato prima a Pescara, dove è stato liquidato malissimo, e poi a Perugia. In caso di salvezza con la cessione di Cragno, chi prenderesti? Andrei a prendere un terzino sinistro degno di essere definito tale e aggiusterei la difesa. Te lo ricordi Uribe al Cagliari? No. Cosa ne pensi di Simi? Bel giocatore, bel giocatore. L'anno scorso mi ricordo che era andato alla Spalla in prestito. Sì, nello scambio con Paloschi. Don Alberto d'Assisi, eccolo il pioniere del cerrismo. Ragazzi, tutti hashtag cerrismo. Hashtag cerrismo. Gueric, non posso giocare adesso. Adesso non posso giocare. Ti ringrazio dell'invito, ma adesso non posso giocare. Comunque sottovalutiamo Pereiro, dovrebbe giocare di più il prossimo campionato. Io lo spero che giochi il prossimo campionato Pereiro. Milinkovic probabilmente va via con 100 milioni, ci prendiamo De Paul e un difensore decente. Ci sta, basta che il difensore decente non faccia la fine de Vavro. Farias o Cerri? Bella lotta, eh? Bella lotta. Vada De Cerri, vai, viviamo. Live the Cherry Moments. Bernardeschi lo compreresti? No. No. Con i pullman di semplici Pereiro non penso giochi. A parte che adesso non gioca. Ma Twitch? Stasera tornano le live su Twitch, ragazzi. Stasera purtroppo quando è tornata la connessione, nel frattempo sono stato anche un attimo male. Infatti c'ho ancora naso chiuso, c'ho ancora un po' di raffreddore. Però stasera tornano le live su Twitch. Stasera dalle 22 fino a mezzanotte stiamo su GTA 5. Sau o Was? A proposito, regà, a proposito di Sau, si è saputo qualcosa sull'infortunio? Spero che non sia grave. L'assenza di Rogga ha influito sulla stagione? Parzialmente, Dario. Fares sta bene da voi? Ti piaceva Andreolli? Era un gatto nero. Entrava lui, prendevamo gol sul momento proprio. Se dovessimo riuscire a fare un risultato positivo a Napoli ci darebbe un ulteriore slancio ed una seria ipoteca per la salvezza. Non penso che tu possa ipotecare già una salvezza anche solo con un pareggio, eh. Noi ricordiamo sempre gli eroi della salvezza di Ballardini, tranne Ferri. Nel 2-1 di Conti c'è il suo zampino. Sinceramente non me lo ricordavo. Che fine ha fatto quel giocatore nordcoreano che il Cagliari ha dato? Han è tornato... È andato tipo in Arabia oppure è tornato in Corea, non ne ho idea.
Ti segnalo che una TV sportiva segnalava che su Cranio ci sono due squadre forti, Napoli e Marsiglia. Oh, chi paga se lo prende. 40 milioni e Cranio è loro. Per me non c'è problema, ce lo porto io. Castan a me è piaciuto quando è arrivato a Cagliari. Però è un gran bel giocatore, nel futuro sarà importante, assolutamente. Secondo me poi se lo si schiera come esterno invertito a destra è spettacolare. Ti dico qualche nome esiziale per il mercato in caso di Serie A. Questo esiziale mi ricorda qualcun altro, eh? Mamma mia. Vai, sparami qualche nome esiziale. Sacrificheresti Giovo Pedro e Cragno per cambiare la tua squadra in generale? Tutti e due no. Uno dei due sì. Prime 3 vittorie senza Pisacane per quelli secondo cui era fondamentale. Che fine ha fatto Ibarbo? Gioca in Serie B giapponese. Anche Inter e Roma vorrebbero Cragno. Ma molti vorrebbero Cragno, ragazzi. Ma è chiaro, stiamo parlando, secondo me, del miglior portiere italiano al momento. Bella, Miguel. Ti ricordi della coppia Olivera e Deli Valdés? Di nome? Li ho visti dopo. Li ho visti dopo. Dacci una puntatina. No, no, meglio di no. Pisadog è uno di noi. Pisadog è uno di quelli che ha sempre dimostrato affetto vero per la maglia. Su quello non gli si può dire nulla, però è chiaro come a un certo punto arrivi il momento di scindere. Lo ricordi la Rivei? Cazzo. Gli 11 che vorresti vedere l'anno prossimo al Cagliari, restando in Serie A. Allora, partendo dalla porta, Oblak, a sinistra Marcelo, centrali Piqué, Sergio Ramos, a destra Cancelo, a destra Cancelo, a sinistra Marcelo, Poi davanti alla difesa un Toni Kroos con Modric. Poi chi ci sta? A centrocampo prendiamo McKennie per la felicità dell'Eccelso. A sinistra Ronaldo, a destra Messi e come punta Lewandowski. Secondo me abbiamo buone chance di salvarci con questa rosa, Secondo me sì. Vabbè, ma è una squadretta proprio così de merda, Cioè, non è... C'è giusto un pochetto Lewandowski... Cioè, vabbè, capito. Lewandowski la rende irrealistica. Lo capisco. Mbappé, c'hai ragione. Scusate, errore mio. Errore mio, c'hai ragione. Effettivamente Lewandowski rende tutto un po' irrealistico. Mbappé, assolutamente. Esatto, peride, Ale. Peride. Vendi Cragno e prendi Provedel Proletario come secondo, ridai la fascia a Ceppitelli, prendi Ronaldo Vierà dal Verona, centrocampo di Falegnami, Marin, Rogge, Ronaldo, davanti mandi via Simeone e Paoletti, mamma mia sarebbe un sogno mandare via Paoletti. Come attaccanti prendi il povero Messias e 2 soldi e ti risuscita pure i crociati, esatto. Ciao Kuma, grazie mille, lo speriamo un po' tutti noi. Chi prenderesti in caso vada via Cragno? Vicario, rimarrei con Vicario. No, Ronaldo Vinicius Junior. Vinicius Junior costa un po' troppo, capito? Hai detto tutta gente scarsa. Ma infatti l'ho detto, io non lo so se con questi si raggiunge la salvezza, Pietro, che cazzo hai fatto che ti ha bloccato il bot? Cragno per Locatelli sarebbe fattibile. Non credo che Locatelli voglia venire a Cagliari. Ma non credo proprio. Intendo come vice vicario.
Come vice vicario a me piacerebbe molto, ma un portiere che a me è sempre piaciuto, che è Vanja Milinkovic-Savic, quello che adesso sta giocando al posto di Sirico al Torino. Sì, sì, Messi lì sarebbe molto, molto... A parte che Messi poi sarebbe il sostituto di Sottil su quella fascia, ovviamente. Cioè, il titolare sarebbe Sottil e Messi la riserva. Esatto, il fratello del sergente. Oh, a me sto Deme, Matte, lo sai che non mi dice niente. Ma sai che vuol dire proprio insipido? Ma zero cioè, se devo pensare a un centrocampista forte del Napoli, io penso a Zielinski, non penso a Demme. Poi capirai, Demme, scuola Red Bull, per carità di Dio. No, no. The Keeper, hai messo un nome che io odio, uno dei giocatori più sopravvalutati secondo me al mondo. Hai messo secondo me uno dei giocatori più sopravvalutati che... Madò, quanto non lo reggo. Mi dà proprio fastidio anche solo vederlo. Elmas c'ha il posto suo proprio a Cagliari, cioè. No, non è Mandragora, non è Mandragora. È quello in attacco. È quello in attacco che io proprio non riesco a capire come possa piacere alla gente. Non me lo spiego. Non me lo- è un giocatore che a me fa cagare il cazzo proprio. Ma nella maniera più totale. È un giocatore in cui vedi prima la schiena della capoccia. Mai visto un giocatore con una gobba simile. Mai. Belotti a me, regà, io non lo posso vedere. Io Belotti non lo posso vedere, regà. Non lo posso vedere. Più forte di me. Non lo posso proprio vedere io Belotti. Non lo posso vedere. Più forte di me. Calabresi, bella domanda. Ma perché pure il fratello di Lisandro, Matteo Tramoni, che fine ha fatto? Belotti o Samuel Longo? Preferisco Longo! Preferisco Longo! Preferisco tutta la vita Longo, ma tutta la vita proprio. Quanto ci giochiamo che Demme viene al Cagliari? Ma io non sto di che non viene, Matte. Probabilmente verrà, però... Boh, non mi ha mai detto niente. Io non posso vedere Muriel. Ma Muriel è bravo. Io non riesco a definire Belotti bravo. Ditemi quello che vi pare, ma per me Belotti è tutto tranne che bravo. Berardi del Sassuolo sarebbe un sogno. Berardi tanta roba. Grazie mille, Ale. Colombio o Cragno? Cragno. Lisandro sì, ma il fratello Matteo è fuori quota. Stava in prima squadra, però non si vede più. Prendiamoci Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Secondo me quello è un buon prospetto. Io non posso vedere Gasperini. Sì, ma io, regà, non parlo di livello umano. Gasperini pure a me sta sul cazzo a livello umano, però non gli posso dire niente. Io di Bellotti non parlo di livello umano perché non posso mettere bocca su una persona che non conosco sostanzialmente. Io parlo del giocatore. Io penso sia uno dei giocatori più sopravvalutati che esistano.
Cioè, secondo me Belotti è un attaccante normale, non c'ha nulla in cui eccelle. È un attaccante normalissimo. Il prossimo mese finalmente verrà presentato il progetto definitivo del nuovo stadio. Speriamo che cominciano a costruirlo il prima possibile. Asamoah ormai è un ex giocatore. Hai detto tutto. Hai detto tutto. Meglio Belotti o Immobile? Secondo me è meglio Immobile. Se devo scegliere tra i due, non lo so. Chi vorresti come attaccante? Allora, abbiamo detto Lewandowski è un po' irrealistico. Mbappé secondo me già è più fattibile. Però dato che voglio rimanere comunque abbastanza umile, ti dico Benzema. Se proprio Benzema non si può, mi accontenterò di Suarez, regà, che vedevo di, dai. Inglese per carità di Dio, no. Inglese no. Ti piacerebbe Felipe Anderson a zero? Beh, come esterno a tutta fascia, secondo me sarebbe fattibile Felipe Anderson. È un po' troppo offensivo, però sarebbe fattibile. Allora, vabbè, abbiamo cazzarato, abbiamo scherzato e tutto quanto. Comunque, se devo pensare a una prima punta che possa prendere il Cagliari, a me sul momento non mi viene in mente nessun nome. Però mi basterebbe anche solo un Simi. Ha il cuore della punta, che manca a tanti. Ma non lo metto in dubbio, eh. Io ripeto, non riesco a trovare una qualità particolare. Ti accontenteresti di Sergio Ramos in difesa o vorresti Van Dijk? No, dai, ma accontento di Sergio Ramos. Mai essere troppo pretenziosi. Mai. Zappa secondo te verrà riconfermato il prossimo anno? A Zappa bisogna cambiare ruolo perché come terzino è inadatto. È palesemente un esterno di centrocampo. Cornelius. A me non piacciono le prime punte fisiche. C'ho sto problema. Agüero, 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 Agüero. Ti piacerebbe la Padula al Cagliari? E poi chi ci segna contro? Dai tempi del Pescara che ci segna contro. Secondo te se si resta in Serie A c'è qualcosa che non cosa in quella domanda. Comunque se si rimane in Serie A un po' li cambierei. Ben Yedder, perché no, dai. Lo sai che c'è, Vale? Holland è scuola Red Bull, capito? Per carità, la qualità non si discute, ma a me i giocatori scuola Red Bull... Eh. Dybala a zero sarebbe un colpaccio, esatto, esatto. Dybala a zero sarebbe un colpaccio proprio. Quindi non ti piace Ibrahimovic? Lui è una eccezione perché è molto molto agile, nonostante il fatto che sia alto quanto un palo dell'Enel e che abbia 40 anni, è molto molto agile. Quindi lui è un'eccezione. Lui è un'eccezione. Muriel al Cagliari. Datemi il foglio. Datemi il foglio. Immediatamente. Datemi il foglio. Sì, ho fatto tutto sto casino per pigliare una penna di merda.
Vicario, Rugani, Carboni, Maximovic, Nandez, Marin, Rog, Sottil, Joao più altri due attaccanti forti ci starebbe? Beh, Maximovic mica male, eh. Secondo me ci starebbe. Ci starebbe. Però Messi in Serie B poi prende troppo d'ingaggio. Allenatore lasceresti semplice o punteresti su chi? Dipende. Dipende. Io ho sempre desiderato due allenatori, uno più realistico dell'altro, che però farebbero fare il salto di qualità al Cagliari. Vediamo chi se li ricorda. Vediamo. Uno è un ritorno. Allora so tre, calcolando quello che dice Valerio, però Ranieri è quello magari meno un po' più basso in classifica. Secondo te Ranieri può tornare al Cagliari? Lo spero, perché lo ritengo un grandissimo uomo, un grandissimo allenatore. Uno è Ranieri, sì, ed è andato. L'altro è Allegri, sicuro, quindi stiamo parlando di due ritorni. E l'altro non è un ritorno perché non c'è mai stato al Cagliari, però è un allenatore che secondo me al Cagliari porterebbe la mentalità necessaria per andare in Europa. L'ha indovinato Giorgio. Spalletti. Che a livello umano dire che mi sta sui coglioni è poco, ma ne capisce. Spalletti ne capisce. Ciao Giacomo, sempre Forza Cagliari. Ricca, però Spalletti ne sa. Mo gli si può di tutto. A me mi sta sul cazzo da morire, però ne sa. Gio, sono allenatori che non vengono perché se tu gestisci male la squadra, è chiaro che poi non c'hai ambizioni per poter contattare allenatori che ti fanno fare l'ulteriore salto di qualità. Sta lì il problema. Ciao Briccolo. Pure De Zerbi a me piace molto, più che altro perché è uno che non si fa mettere i coglioni in testa. Italiano come allenatore come lo vedresti? Io gli farei prima fa qualche altro anno in A per forgiarsi. Esatto, Giorgio. Esattamente. Ti faccio un bel nome per l'attacco, Cuonco. Ma che fine ha fatto? Perché io dopo il Bologna non ho visto più. Guidolino ormai ci ho rinunciato. Inzaghi non mi piace. Delio Rossi ha allenato quest'anno l'Ascoli per 2 o 3 partite, poi è stato esonerato. Pioli al Cagliari. Signor Carlo Ancelotti. Diciamo che non sarebbe male. Ma perché non ha funzionato però Joe? Perché se tu dici che dai carta bianca all'allenatore al DS per fare il mercato e poi così non è, perché era ad agosto che ti stavano a chiedere un cazzo di regista e tu non gliel'hai preso, è normale che poi tutta la stagione ti va a puttane, perché ti crollano le basi su cui si era stabilito il patto. Normale. De Rossi andrebbe preso insieme agli Aic, ovvio. Ciao Giova! Un bacione. Ciao figlio rossonero. Mi sono rotto il cazzo di professori del calcio. Semplici si è meritato la guida sul campo. The Keeper.
Bisogna vedere se a fine maggio saremo ancora in questa posizione o se saremo terzultimi. Perché se saremo terzultimi nessuno si è meritato niente. Mihajlovic potrebbe portare grinta alla squadra. Ma solo quello però. Fabio Cannavaro sta crescendo molto come allenatore in Cina. Ma è pur sempre la Cina. Anche Juric non sarebbe male. Juric è un altro che non si fa cagare in testa. Che sarebbe la cosa più importante. Al contrario di Zenga. Che fa la Lazio stasera? Che ne so io. Di Francesco aveva Sottile e un asse che non ha mai fatto giocare assieme. Per me grosse responsabilità sono sue. Per me no. Per me no. Per me grosse responsabilità sono da attribuire alla dirigenza. Pirlo sta bene alla Juve per quanto ne so io. Pirlo sta benissimo alla Juve. Beh, era pure ora. Filo rosso nero. Era pure ora, eh. Però ormai, cioè ormai, non è ancora fatto nulla, quindi con calma. Con calma cerchiamo di arrivare a fine maggio salvi. Pirlo è un allenatore da Superlega. Tra l'altro, ragazzi, è arrivata la notifica prima di Football in cui praticamente c'è scritto che la FIGC ha modificato il regolamento e sostanzialmente chi si iscrive o chi è iscritto, credo, non so se sarà retroattiva la cosa, alla Superlega non potrà partecipare al campionato. Secondo te chi viene in Champions oltre all'Inter? L'Atalanta, il Milan e il Napoli. Dai che credo ancora alla Serie B. Probabile, eh? Non ha ancora detto nulla. Terze Cosmi al Cagliari. Che cambia ogni volta voce, esatto. Pirlo è un guasto come la squadra che allena e quelli che la tifano. Addirittura. Juventus in Europa League fallimento. Su tutta la linea. La cosa bella è che secondo me non vincono nemmeno la Coppa Italia. Secondo me non vincono nemmeno la Coppa Italia. Notizie su Sottil quando rientrerà? Bella domanda. Vinciamo col Napoli oppure imbarcata? Speriamo. Se saremo terzultimi, i meriti semplici vanno considerati ugualmente. Forza Armata Bianconera. Che cazzo scrivi, Matte? Se vinciamo gli sconti diretti contro Benevento e Fiorentina siamo salvi, secondo me. La salvezza arriva quando c'è la matematica. Fino a quando non c'è quella, non sei salvo matematicamente, quindi. Se ci salviamo, preferisci Ranieri o te semplici? Ranieri. Se stasera vinciamo col Milan e poi recupero col Toro, siamo terzi in classifica. Non credo che riuscirete ad andare in Champions, Riccardo. Ti piace Belotti? No. Il calcio è strano, Beppe, esattamente. Oddio. Mi sono scocchiata la schiena. Oddio. Allora, io direi... Ciao Bubu. Mi dispiace che sei entrato mentre sto chiudendo. Niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia. Noi qua su YouTube ci vediamo mercoledì pomeriggio. Stasera
Ci vediamo in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione, oppure il link del canale Telegram dove vi mando sempre le cose quando vado in live. Stasera su Twitch dalle 22 fino a mezzanotte con GTA. Io vi mando un bacione e noi ci becchiamo alla prossima. Belli regà.